Chiudo sui FAS, vorrei dire una roba, perché leggo a volte delle ricostruzioni che sono fantasiose. Noi veniamo a conoscenza dei FAS perché il CNR scrive, non solo a noi, scrive a un bel po' di realtà in giro per l'Italia, ma ci manda una mappa con dei puntini rossi, quindi degli alert, e dice avete le falde inquinate in queste zone, non solo il Veneto. Se qualcuno volesse avere quella mappa ve la posso anche mandare. Sembrava, avete presente un'Italia impallinata da un colpo di schioppo, no? Con pallini un po' dappertutto. Siamo in aprile 2013. Faccio istruire subito una pratica, segnalo alla Procura di Vicenza quello che stava accadendo e iniziamo sto percorso, cercando di capire da dove, come risolvere il problema, che non è di facile soluzione, e nel frattempo cosa abbiamo fatto? Come fa sempre i Veneti. Abbiamo dato vita, ho speso quasi 8 milioni di euro, abbiamo speso, ho deciso di investire, posso dire, 8 milioni di euro per fare l'unico laboratorio nazionale in grado di fare le analisi. Perché il problema è che non c'era una realtà che riusciva a fare le analisi concrete. Siamo diventati la prima e unica regione in Italia che ha posto il limite di FAS nelle acque a 0. Vi ricordo che chi beve l'acqua in Veneto fa così, la beve e dice questi che ha messo 0 del FAS e vado tranquillo. Se esce dai confini del Veneto non ha la certezza di non bere il FAS, perché ancora non c'è il limite.